Siamo nella provincia di Rovigo, ospiti del presidente Enrico Ferrarese, un altro progetto molto importante su Matteotti che va a suggellare le tante iniziative di questo importante anniversario centenario della morte. Sì, assolutamente, anzi siamo felici e molto orgogliosi anche di questo risultato che ci vede con questo bando a cui abbiamo partecipato arrivando sesti, un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri che come detto ci rende davvero orgogliosi, perché tutto il lavoro svolto nell'ambito del nostro territorio in questo anno del centenario matteottiano ci vede aggiungere un tassello davvero di grandissima qualità. Il progetto è uno, ma si compone di diverse azioni e quindi siamo tutti in attesa anche poi di scoprire e di farlo scoprire a tutti quanti. Noi assieme a tutti i comuni, enti e associazioni che sono stati partner in questa bellissima avventura. Giancarlo Lovisari di Arci, 2 giugno 1946, data significativa. Oggi invece siamo qui a ricordare Matteotti, la vita e il sogno, un progetto a tutto tondo con varie iniziative. Ecco, una delle 3 è la realizzazione di un film documentario che si chiamerà Il giovane Matteotti, perché andrà ad indagare proprio gli aspetti umani ma anche di crescita politica, il contesto di Fratta e dei comuni limitrofi in cui è cresciuta la figura di Giacomo Matteotti. Questo avverrà attraverso la raccolta di materiale documentale, archivistico, in parte anche di film, attraverso la creazione di alcuni spezzoni audiovisivi che volutamente vedranno protagonisti dei cittadini polesani che in un qualche modo racconteranno singoli episodi o svilupperanno singoli eventi che hanno riguardato la crescita e la formazione del giovane Matteotti. Il film verrà poi presentato verso dicembre in alcuni istituti scolastici per essere poi avviato alla distribuzione nel circuito nazionale dei circoli del cinema che aderiscono all'Arci nazionale. Ecco, la regia del film di Gambato? Allora, diciamo che il film è costruito in particolare da 3 persone che ringraziamo molto perché stanno lavorando anche in modo magnifico come sempre. Il regista è Alberto Gambato, il supporto diciamo storiografico è di Laura Fasolin e gli aspetti poi artistici saranno portati da Camilla Ferrari. Chiediamo alla regista Maria Selene Farinelli di raccontarci lo spettacolo teatrale. Allora, questo spettacolo nasce da un testo di Gianni Sparapanna, scritto e andato in scena nel 98 con la regia di Gabris Ferrari. A me è stata lanciata questa sfida di riprenderlo e riattualizzarlo, rimodernarlo, e direi che insomma per il centenario era il momento giusto per tirare fuori un testo di un autore peraltro locale che quindi andava assolutamente valorizzato. Quindi è un Matteotti però tutto polesano. E un altro progetto è la mostra su Mürer a Villa Badoer, di cui si è occupato Alfredo Sigolo dell'Ufficio Cultura. Sì, abbiamo costruito questa mostra come Ufficio Cultura in collaborazione con il Museo Mürer di Falcade. Questa mostra si compone sostanzialmente di 3 settori. Il primo settore è dedicato al monumento a Matteotti che Mürer ha fatto nel 1978 qua nella piazza antistante le 2 torri. Saranno in mostra dei materiali inediti, disegni, soprattutto preparatori del monumento, e 2 bozzetti di ipotesi alternative che erano stati presentate al comune e che non erano state accettate, avendo appunto poi preferito questa soluzione definitiva. Nelle altre 2 sezioni, in una ci sono una serie di sculture che ripercorrono un po' la carriera di Mürer per quanto riguarda le opere sulla Resistenza e in generale un percorso diciamo attraverso il sacrificio che in quel periodo, a partire appunto dall'omicidio di Matteotti fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha caratterizzato l'opera di Mürer, che si è occupato di fare moltissimi monumenti e opere dedicate a questo
a questo aspetto, a questi temi. L'ultima sezione raccoglie 10 acqueforti che Augusto Murer ha realizzato per Il Sergente della Neve di Mario Rigoni Stern, e sarà esposta l'intera cartella che è stata realizzata appunto da Murer.